Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buon pomeriggio avvocati, a voi la linea. Ecco, grazie Sveva. Sveva, buonasera a tutti e benvenuti all'ultima puntata dell'Avvocato risponde. Come vi avevamo promesso, siamo stati in onda per tutto questo periodo da settembre, per chi ci ascolta tutti i giorni, cioè tutti i giorni, tutte le settimane, da settembre ad oggi, e grazie ai nostri radioascoltatori, grazie a Radio Libertà, a tutti quanti. I ringraziamenti sono doverosi, vero Massimo? Ma sì, adesso non usare questo tono malinconico che sembra che andiamo a funerale. No, non stiamo andando Non è l'ultima puntata della stagione. L'ultima puntata della stagione, però si va avanti. Quindi chi ha la possibilità ancora per quest'ora che ci accompagna di chiamarci, potete farlo e approfittarne. Chiaramente rimarrà sempre attiva la mail e se volete chiamarci trovate i contatti. Esatto, i contatti, o potete chiedere anche il numero alla regia, che sono sempre così gentili. Perché l'avvocato quello va, dovete sapere, vi svelo questa vicenda. Esatto. Praticamente continuava a dire, no, ma interrompiamo la trasmissione perché voglio andare in vacanza. Ha cominciato ad aprile a dire così, io aspettavo ancora un bene, e adesso è esausta, non ce la fa più e quindi... Puoi dirlo forte, il caldo mi ha abbattuto, specialmente oggi. Vabbè. No, a parte le battute, insomma abbiamo fatto una stagione che è durata, stavo facendo prima il conto, siamo partiti a settembre dell'anno scorso, e praticamente sono quasi 12 mesi adesso. Adesso c'è luglio e agosto, è il periodo in cui anche insomma il palinsesto viene a ricostituire. No, ma se fate i bravi potremmo ritornare su queste frequenze. Magari con delle novità. A settembre, esatto. Chissà con delle novità. Noi siamo sempre... Ovvero, l'avvocato Leonardo diventa padre. Beh, padre, nel giro di 3 mesi sarebbe una roba... O vado a fare un affido con Save the Children, io adotto con Save the Children. Può essere che magari prendo un bambino. No, perché detto così, novità, no, a parte gli scherzi. No, novità magari giuridiche, chissà, possiamo magari anche inventare qualche adesso, magari anche voi potrebbe essere un'idea, se avete diciamo qualche suggerimento, potrebbe essere interessante che ci suggeriate qualcosa che noi potremmo valutare di introdurre, come argomenti, come ospiti, con anche magari potrei introdurre anche un ospite medico, avevamo già pensato, un medico legale. Fare un pochettino più, anche per noi non è facile, perché ricordatevi che la radio è bellissima, ma chi a volte riceve l'invito a volte è un po' timido. Per noi abbiamo fatto tanti inviti, abbiamo fatto tanti inviti, ma spesso non sempre vengono accolti, accettati. Però come sapete abbiamo avuto il notaio, abbiamo avuto i nostri colleghi, Federica Vianello, Carola Zarigoni, tante colleghe, ognuna specializzata nella sua materia. Assolutamente. E quindi vabbè, io vi invito a chiamare anche in quest'ora e potete farlo allo 029294 7222. Quest'oggi ci siamo detti, dato che è l'ultima puntata, facciamo una carrellata di nostri argomenti o comunque questioni di cui principalmente ci occupiamo, così da poter, passare in rassegna le cose. Abbiamo anche i numeri, Celeste, così sì, magari... ho appena dato no, ero impegnato in un'altra cosa. È vero. No, a parte gli scherzi. Scriveteci, chiamateci. 029294 7222, sapete che siamo qua. Questa carrellata mi piacerebbe che cominciassi tu, diciamo, con quelli che sono stati i nostri cavalli. Baluardi, diciamo, i pilastri fondamentali. Esatto, in modo da lasciare ai radioascoltatori con, dei punti fermi. Certo. Per cui devono sapere. Allora, il primo caposaldo della nostra battaglia, delle nostre idee è quello di trovarvi sempre in generale nella vita, abbiamo molto ampi nei discorsi, poi abbiamo l'avvocato, una persona di fiducia. Qualsiasi problematica voi abbiate in ambito medico, architettonico, qualsiasi tipo di cosa, ricordatevi che la metodologia factotum, ovvero tutto, di saper fare tutto, non funziona più. Funzionava negli anni 70, 60, in cui i rapporti personali erano diversi, bastava una stretta di mano e ci si accordava. Oramai non funziona più così. La fiducia non funziona più, funziona neanche all'interno delle famiglie, immaginatevi se funziona all'esterno. Quindi dotatevi di buoni
collaboratori, commercialisti, avvocati, medici, che pagate per il giusto E fatene buon e uso, vi fidate, io. e se non vi fidate più, toglietegli il mandato. Certo, si può sempre. Andate a curarvi da un medico, non vi piace più come cura, toglietegli il mandato. Signori, Non abbiate la paura. libertà di scelta è una arbitraria, nessuno potrà mai... È un diritto garantito. Sapete quante volte qualcuno di noi, grazie a Dio poche, ci hanno rimesso il mandato? E noi lo accettiamo. Sono venuti da noi rimettendo. Oh, ma più queste volte che abbiamo ricevuto dei mandati in corsa che altri sono scappati Però, insomma, questo per dirvi che noi crediamo, lo diciamo sempre, soprattutto anche l'avvocato Collovati, che alla fine è un valore aggiunto. No, sì, io lo sai, cioè sono due, diciamo, le cose fondamentali. La fiducia che si instaura appunto nel rapporto tra cliente e avvocato, che deve essere anche un po' il vostro, passatemi il termine, psicologo o professore, come dici sempre. Vero. E poi la fiducia e l'onestà. Cioè dovete sia chiaramente lui, il professionista, lui deve essere un onesto, trasparente nelle sue spiegazioni, nel presentarvi i preventivi scritti, noi lo dobbiamo fare anche per dovere deontologico, ma anche voi però dovete raccontare, quando raccontate i vostri casi, la verità, se vi interrompo, perché per noi una è chiamata. fondamentale, anche se non siamo penalisti. Avvocati, mi sentite? Sì? C'è una chiamata. Benissimo, certo, grazie Sveva. Grazie, buonasera. Buonasera, con chi parliamo e da dove chiama? Allora, guardi, mi chiamo Giorgio, chiamo da Casale Monferrato. Benissimo, prego Giorgio. Per i vostri giusti consigli. Adesso chiedo io un consiglio. Prima però devo fare un piccolo preambolo, e cioè io sono un cieco assoluto, titolare di indennità di accompagnamento e titolare di pensione per inabilità assoluta a qualsiasi ha fatto benissimo a premetterlo, prego. E sono anche titolare della legge 104 articolo 3 comma 3. Fatto premesso ciò, avvalendomi di quanto mi consente la norma, ho preso, purtroppo non potendo più guidare, un'autovettura e ho fatto il comodato d'uso gratuito a un mio conoscente. Il mio conoscente purtroppo il 4 maggio corrente anno ha avuto un sinistro grave, e cioè ferito di 21 giorni di prognosi, un altro ferito con 45 giorni di prognosi, l'altro il conducente di un motoveicolo 90 giorni di prognosi. Accidenti. La responsabilità quindi è sua? Dunque, responsabilità allo stato attuale non si sa nulla. Il quesito che vi pongo è questo. È possibile che dal 4 di maggio adesso i veicoli sono stati entrambi sequestrati ai sensi dell'articolo, mi pare, 321 CPP, e nonostante il mio legale abbia fatto istanza di dissequestro, non è stata ancora data nessuna risposta. A parte quello, io volevo chiedere, ma come mai questa situazione? E quello che volevo chiedere è questo: è vero che il comodato d'uso gratuito, a parte che come loro insegnano sempre la responsabilità penale e personale, ma da un punto di vista civilistico, come si può dire, potrei essere messo dentro anch'io come coobbligato di solido, o il comodato d'uso gratuito mi salva? Quello che ritengo ancora di dirvi è questo: è successo in una strada secondaria extraurbana sottoposta a limiti massimi di velocità, dove è stato accertato che il contachilometri del motoveicolo, che è stato uno scontro frontale, si è fermato ai 120 all'ora. Va bene, è chiaro. Adesso non entriamo troppo nel dettaglio, se no diventa... È chiarissimo, noi le rispondiamo immediatamente. Grazie di averci chiamato e ci chiami ancora, mi raccomando. Esatto, grazie per aver spiegato il suo caso. Allora, qua mi sembra di capire che il signore è un comodato. Allora, facciamo un attimo un riepilogo. Voglio fare un attimo un riepilogo di quello che ricostruiamo per chi ci fosse ascoltato, perché questo è interessante, attenzione, qua è un caso giuridico molto interessante. Il signore cieco, invalido,
concede un'autovettura di sua proprietà, incomodato d'uso gratuito a un conoscente, mi pare di aver capito, in ogni caso a un soggetto terzo. Questa persona che conduceva l'autovettura data incomodata dal signore è in corsa in un incidente stradale. Questo potrebbe essere un tema di esame dall'avvocato. In corsa in un incidente stradale di natura grave, dove ci pare di aver compreso ci siano state delle conseguenze penali, tant'è che l'autorità giudiziaria ha promosso un sequestro conservativo. Ok, sequestro conservativo. E allora la domanda che fa il teleascoltatore è: la responsabilità civile di chi è? Oltre a quella penale, come correttamente dice, la responsabilità penale è personale, evidentemente chi ha condotto il veicolo è responsabile penalmente, qualora ci fossero a lui riconducibili delle responsabilità di quella civile? Quella civilistica è responsabile anche lui, chi conduceva civilisticamente, non chi l'ha concesso incomodato. Non il nostro ascoltatore Giorgio, mi pare da Casalmonferrato. Quindi non lui è responsabile civilisticamente, è responsabile chi guidava il veicolo. Poi da lì a dire che gli avvocati possano in ogni caso fare un'azione nei suoi confronti, questo non lo possiamo escludere, però diciamo che civilisticamente il responsabile è il soggetto che guidava il veicolo, perché è proprio incomodato d'uso. È come se tu concedi un bene incomodato d'uso, è responsabile il soggetto che lo riceve. È giusto, perché lui l'ha dato in concessione, però non è che guidava lui, quindi non ha sbagliato lui, non c'è una colpa, no, del proprietario in questo caso. Esatto. Ecco, consentimi di aggiungere che per quanto riguarda, lui diceva, io sono seguito da un avvocato, abbiamo fatto l'istanza. Però c'è un'altra domanda, poi c'è l'istanza di sequestro. Ecco lì, ricordiamo che i tempi... No, infatti volevo rispondere anche lì. Volevo rispondere anche lì. Allora, innanzitutto è un sequestro conservativo, si chiama, no? Il sequestro che viene posto in essere nelle more di un procedimento penale che non è ancora partito, perché sono indagini evidentemente, si chiama sequestro conservativo, dove il pubblico ministero promuove questo sequestro perché stanno facendo le indagini. E quanto tempo? Può durare fino a 6 mesi, può durare anche degli anni. Ora escludo che possa durare così tanto, però sa, se giustamente il quadro che ci ha brevemente raccontato è vero, crediamo che lo sia, ed è un incidente grave, credo che ci vogliono dei mesi, perché va fatto anche un rilevamento balistico dell'incidente, ci sono i periti, poi c'è la pubblica amministrazione alla fine, dulcis in fundo, italiani, cioè non è che il sequestro viene fatto con la presenza del pubblico ministero, poi il giudice convalida la richiesta di sequestro, poi ci può essere una richiesta di proroga ancora di indagini, quindi non so rispondere, non c'è un termine tecnico se non chiaramente i 6 mesi della durata delle indagini, prorogabili per altri 6 in caso di urgenza, che potrebbero purtroppo consentire di non vederla su macchine per un po', perché è diciamo che sicuramente anche lui ha subito un danno, molto. Quindi chiaro che si è trovato in una situazione. Comunque è corretta la strada del collega che ha fatto il sequestro, evidentemente. Quindi bisognerà magari fare ancora un'altra istanza, domandare lo stato del procedimento, no? Se andrà sbagliati, ma soprattutto, come spesso facciamo noi, si va a risalire al nome nominativo del pubblico ministero e si va a parlare. Grazie della bella domanda. No, ecco, io vorrei continuare questo filone, bello. Dicevamo questo oggi, ecco, noi vogliamo fare un esempio. Vogliamo che ci siano spesso queste chiamate, perché questa è una chiamata. L'anno prossimo è una promessa, perché questa è una delle chiamate, dei casi più belli che abbiamo avuto, proprio tutti appuntati. Belli, non volevo dire belli in modo, particolare, interessante, belli proprio signore. Quindi a proposito, riprendendo questo, ecco, vedi, mi piace ricordare i nostri punti che abbiamo, i punti cardine che abbiamo cercato di trasmettere ai nostri clienti, cioè ai radioascoltatori. Altra cosa, è importantissimo la tempestività. Certo. Su questo noi abbiamo insistito parecchio. La tempestività non è solo nostra dell'avvocato, che sicuramente è importante perché, a proposito di solleciti, laddove non ci sono delle date precise di scadenza, dei termini da rispettare, noi facciamo così.
mandiamo dei solleciti, diamo magari 7 giorni per una diffida per rispondere. Se l'ente, ricordiamoci che noi lavoriamo molto contro, la nostra controparte sono gli enti pubblici, se l'ente non risponde, noi cosa facciamo? Mandiamo una diffida urgente ad adempiere, che avrà un termine molto, molto corto, e a nostro avviso il fatto di essere così tempestivi aiuta. Ma soprattutto nella diffida, cioè, abbiamo introdotto anche un altro strumento che è molto, ma non è che ci divertiamo a fare gli avvocati dei diavoli, ma è la verità, perché se non ci rispondono noi abbiamo diritto, perché paghiamo le tasse e li manteniamo noi. Non è una frase fatta, è la verità. Per quanto riguarda gli enti amministrativi, devono comunque garantire velocità, trasparenza per il cittadino. Esatto, no, noi introduciamo, oltre alla diffida, come dicevi correttamente tu, anche l'intimazione a fornire il nome e il nominativo del responsabile del procedimento, che quello è l'elemento che abbiamo visto che scatena. Certo, perché loro tendono a nascondersi dietro la tastiera, come diciamo noi, cioè ovvero rispondere a non metterci la firma. È molto gentile, cioè non vale la firma, signori, il capo team dell'area controlli. No, tu mi devi dire chi sei, perché cioè, capite, signori, non è un privato, quel privato può fare siamo sempre più sbalorditi che effettivamente adesso poi nel caso del signore ha fatto il dissequestro, l'istanza a maggio e sono ancora passati poi è una procedura penale. Esatto. Però parlando delle nostre procedure, quelle appunto previdenziali, civili, ci sono delle persone che attendono anni e anni per avere una risposta. Quello che chiediamo non è neanche che dovete per forza accogliere il nostro ricorso, chiaramente se non lo ritenete accoglibile. Noi chiediamo un provvedimento formale in modo tale poi da sapere, perché vi abbiamo spiegato tante volte che non si va subito in causa, ma ci sono i vari passaggi. E questo è un altro cardine. Con l'INPS non c'è subito la causa presso il giudice del lavoro, che sicuramente può essere una delle spiagge, delle strade, ma c'è appunto prima una fase amministrativa. Questa fase amministrativa spesso viene bypassata e per me è un vero peccato, purtroppo è obbligatoria, però per me permetterebbe di non andare in causa, di finire prima, cioè di cercare di chiudere, di dirimere le controversie prima, cosa che invece spesso non danno neanche risposta a questo tipo di istanze, anzi, come tu hai visto, danno risposte, le danno molto generiche e con delle motivazioni. Non va bene, siamo molto arrabbiati su questo. Possiamo andare a fare delle cause, cioè noi le facciamo, ci mancherebbe ma voglio dire, pare normale fare un'istanza cautelare, che è quello che è il nostro praticamente ultima strada per ottenere dei documenti. Dobbiamo fare delle cause, cosa che faremo ancora, perché purtroppo contro i silenzi della pubblica questo che dicevo, perché il silenzio è il rifiuto. Ma poi soprattutto in casi è ancora peggio rispetto a quello che dicevi tu, peggio per la pubblica amministrazione, che non soltanto non forniscono la motivazione, che quello dici vabbè è grave, no, qua siamo ancora un passaggio più grave, non forniscono i documenti, cioè che basterebbe schiacciare un tasto, perché nel nostro caso erano dei documenti che avevano loro, che dovevano inviarci, cioè non è che ma perché sono disorganizzati, ma prendiamo molto seriamente le cose, cioè per qua è inutile tanto che noi diciamo le cose, cioè purtroppo sono disorganizzati perché noi l'abbiamo visto con la nostra pelle. Sono lì, non hanno una struttura gerarchica ben diciamo così segmentata, no? All'interno, cioè responsabile. Cioè, come è possibile che le PEC arrivino? Le PEC devono avere una procedura che deve essere scritta non da me, deve essere scritta da responsabile, cioè deve essere responsabile che dà le indicazioni. Quante PEC arrivano al giorno? Tantissime, non bastano le persone, bastano 2. In quella vanno veicolate entro e non oltre 2 giorni. No, ma anche perché, scusate, come gli studi legali, all'interno degli studi legali, cioè non è che c'è un'unica persona che fa tutto. Bravissima. Anche in quel caso ha maggior ragione. Poi Celeste, scusami, se uno all'interno degli studi legali non fa quello che dice il suo superiore, viene licenziato. No, ma è la verità, bisogna essere onesti, cioè non si può andare a raccontare delle fatte. Basta, cioè il responsabile di quel procedimento farà non lo dico io perché qua sembra che sia utopia, cioè deve fare un procedimento scritto perentorio, entro i quali se in 2 giorni quella PEC non viene circolarizzata responsabile, quella persona che non l'ha mandata risponde disciplinarmente. Noi chiediamo delle risposte che possono essere anche negative, non è che vogliamo, stiamo pretendendo le certo che a volte ci sono. Siamo è proprio il provvedimento, perché poi oltretutto noi
addetti ai lavori dobbiamo basarci su provvedimenti formali. Quando si va davanti al giudice ci vuole un provvedimento, Certo. a meno che non sia un Certo. silenzio di niego. Per cui, cioè, è la base. Stiamo facendo adesso un procedimento nei confronti del MIUR, che ormai stiamo raccogliendo tutte quella della pubblica istruzione. Vi posso assicurarvi, possiamo assicurare un procedimento che è banale, perché è un ragazzo che ha studiato all'estero con titoli di studio, cioè ci stiamo facendo diventare matti, cioè non è accettabile una cosa di questo Sì, un tipo. po' lungo. No, dai. È venuta da noi che già da un paio Ha d'anni speso migliaia di euro e noi non riusciamo a ottenere, noi siamo i primi a dispiacerci, non è colpa nostra, facciamo di tutto, dedichiamo anima e corpo e come contropartita riceviamo spesso la risposta del MIUR è vaga. difficile anche ieri lei me lo diceva, e stiamo parlando anche lei di un avvocato, cioè comunque di persone che hanno studiato, sono difficili da interpretare, Certo. non so come dire, Ma sono da interpretare. Poi adesso voglio dire in generale, adesso tanto sto prendendo, cioè voglio dire, sono anche risposte, no? Che sono completamente vaghe, no? Quindi diventa difficile riuscire a essere circostanziabili. Intanto sto prendendo questa risposta, no? Voglio dire, anche in questo caso, a parte che è arrivata una risposta a distanza ecco, no, in questo caso c'è la firma, se ovviamente non facciamo il nome. In questo caso c'è la firma, ecco, vedete, ecco, la sono andato a riprendere apposta perché non volevo dire una cosa. Ecco, c'è la firma, quantomeno il responsabile del MIUR ci ha messo la faccia e siamo a questo livello, dobbiamo essere contenti. Dovrebbe essere neanche da dire questa cosa. Chi è gestita Non dovrebbe neanche essere detta questa cosa, ma ci ritroviamo a dirla perché viceversa in altri istituti, in altri enti, senza far nomi, se lo facciamo, ci capita di ricevere frequentemente delle PEC generiche con scritto il responsabile dell'area. No, una sorta di timbro sotto con la sede. No, nome e cognome. Ma è una cosa inaccettabile. Cioè io metto solo l'indirizzo, ma è una cosa inaccettabile. Ma voglio dire, adesso noi l'avvocato risponde senza firmare. Dato che noi non abbiamo paura di nessuno, andiamo anche davanti ai giudici e lo facciamo presente, perché non è che uno non può far presente, crediamo che sia gravissimo che una pubblica amministrazione non firmi un atto, ok? Certo. Ecco, questo deve essere detto davanti ai giudici, perché così loro si rendono conto, perché io dico sempre, a volte chi sta dietro lo scranno e non fa operativamente una cosa, non si rende conto, cioè sembrano che siano delle favole, no? Perché abbiamo visto questo. Perché poi cioè, invece noi guardano tutti in modo... No, non è così. Qua, e molti di voi saranno chiamati in causa dalle nostre parole, qua cioè, stiamo parlando di persone che non ricevono la pensione, magari anche dopo qualche anno, e giustamente quindi gli manca di che vivere. Chi ha diritto alla reversibilità, all'invalidità, quindi sono diritti personali, cioè che in teoria dovrebbero essere garantiti perché derivano da appunto problematiche, decessi di parenti, eccetera, e non le riceve, o comunque deve avere anni di. La contribuzione, casi in cui magari manca, Certo. per colpa, per errore, la contribuzione, manca un qualche periodo. Abbiamo avuto anche quei casi, e cosa succede? La persona non riesce ad andare in pensione, cioè bisogna, ragazzi, non si fa così, cioè bisogna, non è che non si fa così, cioè secondo me questi enti dovrebbero tenere a mente che giocano anche con i diritti delle persone, cioè della vita delle persone, con i loro... Sì, no, è arrivata una mail, ma c'è le persone con i loro soldi, con i loro diritti, perché non è che il diritto, come sapete, non si vive d'aria, e chi giustamente ha lavorato una vita e vuole avere la pensione l'aspetta con ansia, e per, voglio dire, metterci 2 anni anche solo per una adesso ecco, parliamo anche di cose come se uno lavorasse 2 anni e venisse pagato 2 anni dopo, certo, no? Perché è un prolungamento non esiste, noi siamo imbarazzati noi per la pubblica amministrazione. Questi aspetti, esatto, ci dispiacciono, noi facciamo. Però siamo contenti anche di farli, perché siamo, penso, non so quanti altri professionisti si dedicano così a ottenere. Mi rendo conto che bisogna rivolgersi a dei professionisti, ecco, questo è l'altro punto che volevo toccare, il fatto che purtroppo a volte, lo dico contro i miei interessi come cittadina, chiaro che faccio anche i miei interessi, però effettivamente rivolgendosi a un avvocato specialmente esperto in queste materie, avete più chance, più possibilità di risolvere la questione, perché ci siamo sempre detti, si riesce a
ottenere qualcosa, chiaramente con un titolo, scrivendo, facendo ricorsi, cioè non fermatevi alla prima comunicazione che vi manda l'INPS, non impauritevi, perché comunque, ripeto, si può sempre, c'è Certo, c'è sempre una speranza. Anzi, noi consigliamo di muoversi anche subito, la tempestività è una delle caratteristiche che io cerco sempre di trasmettervi, Ma certo. per tenere a conto. Voglio dire, ti diciamo una cosa positiva, che grazie anche a questa nostra insistenza, perché non vogliamo l'osso, recentemente abbiamo ottenuto un'istanza di rimborso, abbiamo ottenuto un rimborso, un riconoscimento, che però anche in questo caso completamente strano. Esatto, abbiamo mandato 2 PEC l'INPS magicamente ha mandato un bonifico, senza neanche, c'è scritto rimborso IRPEF, non c'è scritto esenzione della contribuzione per la doppia. Facciamo pagata entrambi. Lei Era residente in Spagna e pagava le tasse in Italia. No, va bene, abbiamo fatto questa istanza. Ecco, loro, oltre a non averci risposto, gli hanno mandato così un bonifico prima ancora che ci rispondessero. Lei si è vista sto bonifico e che sinceramente anche io ho detto dovrebbe essere quello, poi ma l'ha non capito perché avevamo mandato. Esatto, Avvocati, 3.000 euro scusate se all'inizio, vi vorrei che ci sia. interrompo, dobbiamo Sì, fare un prego. attimo di pausa. Grazie Sveva, a dopo allora. Grazie, a poco. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo la linea. Ciao, bentornati all'Avvocato Risponde, chiamateci ancora, ci fa piacere. Fa piacere. 9294 Molto piacere. e ci tenete compagnia in questa mezz'ora, La giacca. l'ultima mezz'ora diciamo di questa stagione dell'Avvocato Risponde. Sì, poi ma ci ritroveremo a... ci ritroveremo nelle strade. Vabbè, risparmio di questa... Fa caldo, poi in più... Sono esaurita ormai dal caldo. No, a parte gli scherzi, per chi si fosse messo in contatto solo ora, stiamo appunto ripercorrendo quelle che per noi sono diciamo, gli aspetti importanti. Nevralgici. Esatto, anche quelli più nevralgici che
che le persone purtroppo che hanno a che fare con l'INPS incorrono. Certo. E quindi dicevamo, purtroppo c'è l'inerzia della pubblica amministrazione, la poca... Allora, io sono convinto che questa nostra insistenza, a parte che magari, voglio dire, evidentemente questa insistenza porta risultati, noi per noi è un grosso sforzo, perché il compenso non è che triplica, cioè il compenso rimane quello. No, Ecco, no, volevamo dire, cioè, perché loro lo stipendio lo prendono, noi se chiediamo 1.000 a uno, non è che 1.000 possiamo moltiplicarlo per 3 se mandiamo 7-8 PEC, no? Però di fatto per noi è un dispendio di energia notevole, perché mandare una PEC, perché a volte ci contestano, hanno fatto così caro, no, ma ragazzi, cioè, voi non avete idea che sforzo mentale c'è dietro una predisposizione di un ricorso. Non è che voglio perorare, ma è come un medico che opera. Cioè, io non mica vado a contestare con un medico, devo guadagnare migliaia di guadagni. Mettiamo sempre una firma, quindi comunque, cioè, quel che No, scriviamo... ma poi soprattutto, Celeste, lo stress delle scadenze. Sì, lo so bene. Cioè, voglio dire, sono compensi che devono essere corrisposti, no? Sì, vabbè, ma io su questo infatti ormai guardo. Anche da noi oggi... Chi lo capisce? Cioè, si presume sia una persona intelligente che sa stare... A me spiace, però io in generale... Per carità, ci sono anche le scelte, ci sono anche per dire, le consulenze, non dico gratuite, ma quasi, c'è chi si può... Andate da quelli gratuiti, ma io dico però in generale... Io direi che la qualità va preservata. Io difendo sempre colleghi e difendo sempre anche colleghi di altre discipline che vengono attaccati magari in modo improprio da gente che non ha le competenze e viene a dire che il compenso è alto. A me questo modus operandi non mi piace, lo rigetto, perché ci vuole rispetto delle parti. Io non è che vado da un barista non so dove, senza fare nomi, vado a contestare che costa troppo il caffè, vado da un'altra parte. Cosa volete che vi dica? Signori, i compensi vanno parametrati al grado di difficoltà. Utilizziamo quindi più equi di questo, noi utilizziamo le tariffe forensi che sono stabilite dal Ministero, sempre prima, cioè ce le stabilisce la legge, sono range in base al valore dell'affare, cioè della questione, quindi non è che scappiamo troppo oltre, andiamo chissà causa 10.000 euro è troppo, ma come fa una? Scusate, io oggi sono un po' scatenato perché no, però è giusto puntualizzare. Come facciamo a avere gente che viene e dice 10.000 euro sono troppo? Ma scusate, ma se non avete neanche le... troppi, se c'è una questione che ne vale 5.000 o ne vale poco di più, però è chiaro che se una questione vale 100.000 euro è tutto proporzionato. Cioè, è chiaro che più la è come se andate in un hotel a 5 stelle e vi lamentate perché la camera costa 1.800 euro. Ma scusate, se avete scelto il 5 stelle, ma ci sono anche gli hotel 2 stelle, c'è la stessa cosa. È la stessa cosa. Se andate da un avvocato di Milano, evidentemente costerà di più di un avvocato che c'è in provincia. Vuol dire probabilmente sì. Diciamo che noi cerchiamo di essere qui con le tariffe. Certo. E poi per carità, cioè liberi di... Però sai, Celeste, è comunque una piazza diversa, dobbiamo anche dirlo. Cioè, non è che vogliamo essere quelli... E poi un'altra cosa, sceglietevi sempre un avvocato che sia, come dico io, sartoriale. Beh, intanto che sia anche esperto nella materia e non uno che faccia 100.000 materie. Ma soprattutto che sia anche, come dire, sempre, come dicevamo prima, disponibile anche a seguirvi in prima persona, perché ovviamente all'interno di un costo è compresa anche proprio l'assistenza anche di telefonata. Anche su WhatsApp, perché non rispondiamo. Perché vogliamo essere scherzo. Cioè che, come dire, perché poi mi è capitato anche questo, cioè alcune persone sono poi venute da me, da noi, lamentandosi che magari il precedente avvocato li aveva poi affidati a collaboratori ragazzini, piuttosto che non rispondeva più, sono passati anni, avvocato può sentire lei il mio precedente avvocato perché non si è fatto più sentire. Certo. Cioè anche in quel caso il dovere di trasparenza e il dovere di informazione non è solo nostro, non è sì, il mio orologio fa rumore, non è solo della pubblica amministrazione, è anche nostro. Certo. Cioè, io questo devo dire, abbiamo anche una legge deontologica, un codice che dobbiamo comunque rispettare. Devo dire, noi non facciamo fatica il dovere di lealtà è il nostro postulato anche di informare il cliente nel bene o nel male. Cioè ci dispiace quando a volte possono capitare degli disguidi o delle mancate comunicazioni. Noi infatti subito mandiamo la mail in cui si dice guardi che l'avevamo, noi poi facciamo praticamente tutto scritto al di là signori, come diceva il grandissimo José Mourinho, non sono mica un pirla, come diceva, no, a parte le battute, però ci tuteliamo, siamo
siamo trasparenti, siamo inappuntabili. Anche voi. Scusate, ma meglio di mandare una mail con tutto scritto a tutela di tutte e due, attenzione, come dicevi correttamente tu, da ambo le parti, perché chi la riceve e chi la manda. Quindi non è che io... Cioè, quando rimane per iscritto non si può No, ma contestare perché, quello. signori, noi lo sappiamo, siamo navigati, siamo in un mondo completamente pazzo, perché questa è la verità dei fatti. Dobbiamo oggi essere sinceri con voi. Come succedono a tutti le questioni. Siamo attaccati da gente che non ha nessunamente le competenze, si permette di criticare l'operato di professionisti gravissimo, non esiste. È come se io vado da un carpentiere e mi permetto di contestare l'opera che sta facendo. Non so mica, ma scusa, di Celeste, ma bisogna avere rispetto delle parti. La gente ha anche il diritto di parlare. Certo. Quanto è Guarda, inattaccabile, cioè nel senso, quando stiamo parlando di le ho mandato, abbiamo fatto quello che c'era da fare, perché c'è anche da dire che purtroppo, ecco, questo è un altro aspetto, passami il termine, da immaturi, Sì. che molti, impreparati. no, molti non ottengono magari dall'INPS, di conseguenza noi non ottengono magari la risposta che volevano dall'INPS, perché poi non sempre si può realizzare, e chiaramente noi, se riusciamo, ve lo diciamo subito, non ottengono proprio la risposta esatta al percorso che dicono loro. Attenzione a quello che c'è scritto su Google, perché non sapete interpretarlo, se non conoscete le leggi, e magari da lì si alterano piuttosto che se la prendono con l'avvocato. Non è colpa dell'avvocato, o solo, o perlomeno solo dell'avvocato. Noi cerchiamo di fare... Lasciamo il numero, Celeste, magari qualcuno al volo in macchina. 29294-7222. Ricordatevi poi che noi abbiamo anche un consulente disponibile, questo lo dico sempre, lo dico anche nei nostri video, perché è una figura fondamentale per me. Intanto ringrazio loro perché ci aiutano nelle nostre pratiche. Loro fanno la parte, come dire, più contabile e di domande per chi deve andare in pensione, domande un po' più tecniche. Conteggi. Che noi non siamo in grado di fare. Anche noi, vedete, ci avvaliamo di... abbiamo le competenze. Sono loro che fanno questa parte, poi noi ovviamente confezioniamo il tutto in un parere che è molto molto utile, specialmente per chi deve andare in pensione. Noi lo consigliamo di farlo prima, cioè chi ha tutta la sua contribuzione e gli mancano pochi mesi, pochi anni, può avere una report in cui vede come, quali saranno le strade e la strada vincente, la strada migliore, quella più conveniente per andare in pensione, così può fare poi le sue valutazioni. Certo. È un po' come la pianificazione dell'azienda. Fiscale, è la stessa cosa. Vale anche per... Molto simile, verissimo, sul paragone ci sta tutto. Esatto. Adesso, secondo me, tra poco, Max, ci sarà una chiamata molto interessante. Vediamo se la fa. Perché noi... Magari se l'è andata al mare, non sa. Noi vogliamo dare spazio, appunto. Noi vogliamo dare spazio anche a appunto anche ai nostri radioascoltatori. Vedete che vi facciamo telefonare e alcuni radioascoltatori che poi sono diventati nostri fedeli ascoltatori, clienti, eccetera, diamo parola anche a loro proprio perché vogliamo che ci, come dire, diano una testimonianza anche della nostra attività e di quello che patiscono loro, purtroppo. Però siamo appunto fiduciosi di arrivare poi a un risultato. Io non so se il nostro caro signor Ferrari... Celeste. Ma adesso la Sveva ci dirà se... Beh, se chiama, bene, se no andiamo avanti, non è che... No, ma so che voleva giustamente intervenire. Beh, anche perché lo stiamo assistendo su una problematica molto simile a quella che stiamo affrontando. Lui è uno di quelli, poi mi dirà lui, che purtroppo sta subendo un ritardo esagerato, nonostante i nostri diffide solleciti di un INPS, non vi dico l'INPS di che città, non di Milano, ma comunque tant'è, e purtroppo cioè, ne sta pagando le conseguenze, perché comunque una famiglia monoreddito, guadagna solo lui, la moglie non è appunto... riguarda la moglie questa questione e non ci stanno dando una risposta che ci è dovuta, perché comunque lui ha fatto un'istanza e non sappiamo da 2 anni, da ben 2 anni, scusate, come diceva il signor buongiorno, Ferrari. signori, 2 anni. Ecco. Sì. C'è il signor Ferrari in linea. Ecco. Sì, grazie. Allora, signor Ferrari, ci sente? Buongiorno Massimo, buongiorno buonasera. Celeste, Buonasera, ci le do... sentite? Prego, signor Ferrari. Allora, presentiamo, signor Ferrari, da dove chiama? Siamo dalla provincia di Savona.
Perfetto. Racconti pure il caso, che glielo stavo anticipando ai nostri ascoltatori. Sì, lo dice magari lei, avvocato, lo dite voi, lo dico Sì, io. lo stavo dicendo che lei sono 2 anni che attende una risposta dall'INPS, nonostante poi i nostri solleciti, le nostre diffide, adesso siamo ancora in attesa per conto di sua moglie che ha fatto una domanda. E quindi lei cosa vorrebbe dire? Che cosa immagina il suo stato d'animo? L'obiettivo di Ci oggi, dica. una volta terminati i contorni della vicenda, è portarla sotto i riflettori la lente dell'opinione pubblica. I conflitti, le diatribe si vincono, si perdono dapprima dal punto di vista morale. Come dice spesso il vostro collega Antonino Danna, giornalista, nel tempio dell'opinione Grande Antonino, pubblica. salutiamo Antonino, perché oggi, Salutiamo no, Antonino. scusi, fermi un attimo. Antonino, che salutiamo calorosamente, ci predispone i post per la nostra trasmissione, quindi grazie Antonino, ti vogliamo bene. Grande E Antonino. Ecco, io prego. mi unisco al saluto da Antonino. Prima di tutto giochiamocela proprio sul piano morale. In pubblica amministrazione, di fronte ad scusate, ho il dente avvelenato e quindi parlerò un po' di polemica. Pubblica amministrazione, di fronte ad un'istanza prodotta a termini di legge, corroborata dai documenti che ne attestano i requisiti della richiedente, mia moglie, che si avvale del patronato per istruirla e per inviartela. Hai tempo 1 mese, 30 giorni per la presa in carico e rispondere. La risposta non è arrivata né dopo 1 mese, né dopo 2, né dopo 3. È l'istanza per l'indennità degli ex commercianti. Ok? Anzi, al 12 settembre di quest'anno saranno 2 anni che la pubblica amministrazione, nella persona di, che per il momento non lo cito, ma poi lo citeremo. Per il momento non mi interessa di citarlo, anche perché questa persona non si degna di dare una risposta né per mail, né per lettera, né con una comunicazione al patronato. Già a questo punto, la figura che questa persona fa e fa fare all'amministrazione, all'INPS, è così meschina che se avesse un briciolo, un infinitesimo di vergogna, non uscirebbe più di casa, anzi non uscirebbe più dal cassetto dove ha nascosto la pratica di mia moglie e di quei 5 lo so, signor Ferrari, adesso, signor Ferrari, allora, andiamo troppo, no, perché sennò non riusciamo, allora, volevamo darle voce e le abbiamo data. Grazie dell'intervento, adesso noi lo completiamo e aggiungiamo ancora, come se credo che lei ci abbia già seguito nella prima parte, abbiamo già detto tanto di questo, no? Quindi noi volevamo sentirla perché così la gente si rende conto anche di testimonianze dirette. E lei l'ha data e la ringraziamo tanto e ci sentiamo poi a stretto giro. Noi sicuramente faremo il possibile per avere... Ok, signor Ferrari? Concludo solamente con una frase. Prego. Quousque tandem abutere patientam nostra, fino a quando abuserai della nostra pazienza. Lo so. Poi la cosa si ci sono gli strumenti giuridici, otterremo quello che otterremo secondo la legge, questo lo garantiamo, in un modo o nell'altro. Un modo o nell'altro vuol dire o con un ricorso giudiziale per chi vuole essere malizioso, interpretare male le mie parole, oppure con la spontaneità che noi auspichiamo della pubblica amministrazione. La salutiamo molto e diamo grandi saluti, signor Ferrari. Ringrazio per avermi dato questa opportunità. Ci mancherebbe, doverosa. Radio Libertà dà spazio a tutti. Esatto, e noi siamo abbiamo scelto per questo di essere su Radio Libertà. E infatti con l'occasione, dato che l'ultima puntata, ci piace anche ringraziare. Ma non solo, guardate, qualcuno non mi conoscerà, molti di voi non mi conosceranno, ma l'avvocato Colorati Celeste mi conosce oltre che personalmente come professionista, anche come amico, perché siamo amici, e sa bene che sono una persona sincera. Cioè, veramente ci hanno dato la possibilità di impostare il programma. Siamo contenti e orgogliosi, perché non succede, sapete, non succede da nessuna parte che non ci sia alcun tipo di indirizzo, diciamo, influenza di linea editoriale, sempre lì. Anzi, noi, come sapete, cerchiamo sempre poi di parlare in maniera, come dire, giuridica e non andando ad approfondire l'aspetto politico che poi... abbiamo trattato in modo sempre con aspetti tecnici giuridici attinenti ad aspetti, abbiamo parlato di magistratura, abbiamo parlato ma sempre riferiti a questioni giuridiche. Trasmettervi l'aspetto giuridico perché è la nostra lavoro. Certo che abbiamo delle nostre idee, ma soprattutto quello che ci interessa è che
una emittente televisiva, un'emittente televisiva audio, diciamo così, di stampa, chiamiamo, Certo. in generale non dia, ecco, questo vuol dire, e infatti alla Libertà più nome così, più azzeccato di questo non c'è. Detto questo, grazie ancora, grazie degli interventi, grazie delle testimonianze che come vedete, cioè il signor Ferrari è uno di quelli che appunto ha avuto un impatto, ma come lui le altre persone, e quindi proseguendo nella nostra carrellata, ecco, quello che mi dispiace è che in particolare con l'INPS c'è questo tipo di problematiche, perché tu hai sempre detto, invece, dato che tu ti occupi anche della parte, diciamo, agenzia, che con l'agenzia non è che non ci siano problemi, ma diciamo che l'agenzia ha un passo superiore, sia anche come competenze è notevolmente superiore. Si accede a un concorso, cosa che succede anche all'INPS, ma il tasso di difficoltà del concorso è più elevato. L'agenzia delle entrate garantisce un po' più io recentemente ho fatto una cosa societaria per una ristrutturazione che io sono esperto negoziatore di una società che sta messa male. Una settimana ho già ricevuto un nuovo riscontro e abbiamo fissato una web call loro, cosa che all'INPS è utopia, cioè l'INPS neanche fra 20 anni si arriverà, scusate, dobbiamo dire, cioè, questi non sanno neanche usare, adesso non esageriamo, però con la tecnologia non hanno una grande mistica. L'agenzia di entrate mi ha fissato un web call, siamo conosciuti, poi ognuno giustamente fa i propri interessi, perché non è che loro mi dicono l'avvocato, si difende, si lotta, tra virgolette, no, per le proprie idee, si difende, no, ciascuno la propria posizione, ma si collabora. Esatto, quindi ricordiamo che esistono gli strumenti giuridici, come ho chiuso la telefonata con Ferrari, quindi non vi deprimete, non vi arrendete. Ci sono anche procedimenti giudiziari molto veloci e l'abbiamo parlato in questi mesi di cautelare, di procedimenti di lavoro che sono sicuramente più veloci degli ordinari procedimenti civili, specialmente in alcuni tribunali. Per esempio il cautelare, come citavi tu prima, è un procedimento trasversale che può essere utilizzato per tante problematiche, che siano previdenziali, l'abbiamo utilizzato ottenendo anche ottimi risultati, quindi che siano addominali anche, vero? Con la PA e con altri aspetti in modo un pochettino furbesco, questo è il termine giusto, per aggirare la mediazione, ma aggirare in modo giuridico, tecnicamente correttamente, ma aggirare perché effettivamente se ci sono i requisiti col periculum in mora e c'è un'urgenza, uno non può aspettare la mediazione. Nel frattempo cosa fa? Cade il condominio? No, scusate, abbiate pazienza. E quindi, ci sono, per farvi l'esempio di come può essere attuato, quando ci sono delle gravissime situazioni in cui un condomino che giustamente vive nella casa che, diciamo così, ha pagato profumatamente, ha diritto di ottenere. E vengono utilizzate tanto queste, perché poi oltretutto sono veramente molto veloci, quindi non vogliamo sentire chi dice no, ma avvocato stava in causa 10 anni. E soprattutto non vogliamo neanche più sentire di gente che viene, non è che, cioè, tutti possono avere proprie manifestazioni però il suggerimento che diamo sempre è quello anche di aver fiducia. Cioè oggi, l'altro giorno è venuta da noi una persona, per fare esempi, disperata, ma tanto le cose non andranno mai. Come si fa? No, scusate, c'è lo spirito, se bisogna affrontare un procedimento a monte a partire dall'amministrativo o giudiziale, effettivamente ha ragione il collega, bisogna sempre partire con uno spirito positivo. Poi noi c'è l'area del giudizio, noi chiaramente non possiamo dare il 100%. Signori, scusate, come dico io, ha diritto a una difesa anche un omicida che trucida una persona, perché questo ma attenzione, non è che mettiamo in discussione questo, è giusto così, perché i procedimenti penali ognuno ha diritto a una difesa, quindi adesso poi è un aspetto ampio, però è un corollario della nostra, cioè, scusate, l'esempio di Garlascone è l'esempio, stiamo parlando di una condanna che era certa ed era tuttora certa e un procedimento è stato riaperto, quindi cioè, immaginate voi se una persona che fa una causa civile deve dire a un professionista ho già perso, ma scusate, ma è sbagliato. Diciamo che se si ha quell'atteggiamento meglio iniziare. No, state a casa, non venite da noi. Per carità, riconosce, paga, riconosce pagare, riconosce il suo debito, dà soldi all'INPS anche qualora in effetti non era magari non investe niente, non rischia niente. È chiaro che deve essere per quello che poi andate da un avvocato, deve essere anche fatta una valutazione costi-benefici.
questo è anche Un giusto, buon avvocato la fa perché sempre, ovviamente come un buon medico, la opera o non la opera, quali sono i rischi e i benefici? Cioè, l'avvocato, se bravo, se competente, se onesto, vi aiuterà a fare questo tipo appunto di valutazione. Poi ognuno, l'ultima parola spetta sempre appunto alla persona. Certo. Però ecco, spaventarsi a priori da subito, cioè secondo me è un atteggiamento negativo che non porta a nulla, ecco. Quindi questo ricordatevelo, ricordatevi il tema della specializzazione. Noi, come sapete, appunto ci occupiamo anche di, abbiamo parlato anche con la collega Teresa Russo. Salutiamo anche Teresa. Di lavoro, perché anche lei appunto con noi si occupa di diritto del lavoro e come sapete è un nostro tema molto collegato anche alla previdenza, alla procedura, alla medesima. Noi lavoriamo sia pro lavoratori, cioè difendiamo, assistiamo sia lavoratori sia datori di lavoro e chiaramente per tutte le problematiche attinenti al lavoro, come sapete anche lì non necessariamente si va in causa, cioè il legislatore ha dato degli strumenti che consentono di, per esempio, fare delle conciliazioni, finire, quindi chiudere, dirimere la controversia se si è abili, se si è bravi, prima Certo. del lavoro. Anche lì però non spaventatevi perché il giudice del lavoro è molto raro. Allora, fidatevi che abbiamo seguito, siamo orgogliosi di aver seguito anche grandi imprenditori e la chiave del successo è attorniarsi di persone di fiducia. Questo ricordatevi quello che è la massima, cioè i più grandi imprenditori italiani, Silvio Berlusconi, tutti i più grandi, facciamo un esempio, anche tutti hanno avuto vicino a sé grandi collaboratori. Per collaboratori intendo professionisti che hanno delegato per risolvere alcuni problemi. Questa, signori, tutto da soli non si può. Questa è la chiave per riuscire a crescere anche professionalmente. Se tu ti arrocchi e pensi di dover fare tutto da solo, la tua attività imprenditoriale, la tua sviluppo non crescerà mai. E poi perché avrai 1000 pensieri. Esatto, e l'abbiamo detto più volte, cioè ognuno poi ha il suo ruolo, cioè il medico legale per le questioni, ricordiamo che noi ci occupiamo anche di questioni, specialmente tu, sinistri, cause di malasanità, che vogliamo farne tante, ma purtroppo arrivano non tante. Beh sì, non è il nostro core business, però comunque le abbiamo portate a casa, ma con ottimi risultati. Il medico legale è importante sia nelle cause di invalidità contro l'INPS, sia appunto nella malasanità. E quindi di certo non siamo noi a fare questo tipo di attività, piuttosto che abbiamo parlato del consulente che poi è anche del lavoro, quindi serve anche per le pratiche lavoro. Quindi come vedete, come dicevi tu, siamo come dire, aiutati, assistiti da collaboratori che ci scegliamo e che speriamo possano essere di vostro aiuto, ecco, quindi magari non avrete bisogno di noi, ma di loro. E a quel punto poi si crea una rete. Certo. Quindi questo mi sento di dire, ecco. Tra 2 minuti intanto dobbiamo chiudere, ci dice Sveva, e quindi abbiamo ancora un minutino, diciamo. Approfitto per fare appunto i saluti alle 7:57. Esatto. Chiudiamo alle 7:57, sì, perché è giusto, perché hanno il loro vorrei spazio. Appunto tutti, dal direttore al regista Vince, insomma... anche al direttore Sallusti, a Antonino, a Sveva, al precedente Sveva che è stata preziosissima, al precedente Riccardo, no? Comunali, non mi ricordavo come salutiamo. Lorenzo, scusami, grazie Sveva, Lorenzo Comunali, Lorenzo che tanto ci sentiamo su Instagram. Ci potete appunto vedere, seguire sui nostri siti Dirittissimo e Trilex, potete anche comunque seguirci sui social. Certo. E poi ecco, l'anno prossimo poi impartiremo a Sveva una compilation ben circostanziata da proporre prima della nostra trasmissione, con titoli un pochettino più di appeal, e su questo Sveva c'è la disponibilità. Sveva c'è la disponibilità a cogliere. Però se la tua playlist, io lo so. La presa un po' tamarra, no. Quindi facciamo una via diversa. Giusto compromesso, medieremo il giusto compromesso. Signore, vi ringraziamo, grazie a tutti. Celeste, ti ringrazio per te personalmente, davvero, perché sei stata preziosissima. Teresa Russo, Carlo Zanoni, Federico Vianello, chi è intervenuto Notaio Malta. Ovviamente vi salutano tutti e l'anno prossimo con grandi novità.
Speriamo. l'anno prossimo, insomma, fra qualche Nuova stagione, perché nuova nuova stagione. stagione vi faremo sapere quando e dove. Buona vita a tutti, signori, in bocca al Ma lupo. sicuramente su Radio Libertà. Buona Ciao a serata. tutti. Ciao, 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 ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.